bentrovati con l'informazione flash di News Sicilia. Iniziamo con la cronaca, momenti di tensione a Siculiana in provincia di Agrigento, al centro di accoglienza di Villa Sicania, dove è scoppiata una maxi rissa che ha coinvolto almeno 30 persone di nazionalità diversa. Il bilancio è di 5 feriti, tutti hanno riportato traumi sparsi e sono stati trasferiti a bordo di 4 ambulanze all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Ancora sconosciuti i motivi della rissa, le indagini sono in corso. Scossa di terremoto nel mare dello Stretto di Messina, la magnitudo è di 2,6 ed è stata registrata tra Reggio Calabria e Messina ieri pomeriggio. L'epicentro si trova a una profondità di 38 km. Il terremoto è stato localizzato dagli strumenti della sala sismica dell'INGV di Roma. L'evento non è stato avvertito dalla popolazione. Giallo a Lentini, in provincia di Siracusa, dove nel pomeriggio di ieri è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di una donna. Potrebbe avere all'incirca 45 anni, secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti. Il cadavere è stato trovato intorno alle 18 in via Seggio, tra le sterpaglie di una villa. Paura in una palazzina di Acicatene in provincia di Catania. Si è verificato nel pomeriggio di ieri un'esplosione seguita da un incendio che ha visto coinvolti i residenti della palazzina in via Santa Chiara. In base a quanto emerso fino ad ora sembra che ad esplodere sia stata una bombola che si trovava in una mansarda. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.